Ciao, mi chiamo Angela Sana, ho 32 anni e faccio l'orafa. Fin dai tempi degli studi ho fatto tantissimi tipi di lavoro. Ciò che mi faceva stare bene era comunque creare qualcosa con le mie mani. La mia passione è sempre stata comunque di assemblare e creare monili con materiali poveri quali il rame, con l'assemblaggio delle pietre dure e pietre semipreziose. Sono diventata un hobbista e ho iniziato a vendere proprio le mie creazioni ad amici, parenti e conoscenti. Pian piano comunque questa passione poi si è trasformata nel mio lavoro vero e proprio, perché nel corso degli anni mi sono sempre di più appassionata all'arte orafa, in modo particolare alla filigrana sarda e ai monili tradizionali sardi, della quale ancora oggi sono fortemente innamorata. Per quanto riguarda la mia preparazione, ho iniziato prima di tutto come autodidatta, quindi studiando attraverso dei video, attraverso dei libri, mi sono documentato, ho iniziato prima come autodidatta, dopodiché mi sono affiancata a dei maestri veri e propri e quindi grazie a loro, a tanti bravi maestri orafi della Sardegna, ho potuto intraprendere questo lavoro, soprattutto intraprendere l'arte della filigrana. Tutto questo è stato reso possibile grazie a un incontro particolare con un orafo che stava vendendo comunque la sua attività, il suo laboratorio orafo. Poi lui stesso mi parlò di questo microcredito, mi informai bene da un commercialista, quindi business plan e tutti i documenti necessari per poter accedere al fondo. Un finanziamento, come dicevo prima, a tasso zero, quindi abbastanza conveniente perché qualsiasi banca o qualsiasi finanziamento ti chiedono un minimo tasso di interesse. Conveniente anche per quanto riguarda la modalità di restituzione, perché la Sfirs ti dà la possibilità di restituire dopo 18 mesi dal momento in cui viene erogato. Ti dà il tempo di lavorare, di permetterti di poter restituire comunque a questo fondo. Creare un gioiello in filigrana, prima di tutto si va alla realizzazione della filigrana vera e propria, quindi dalla fase di fusione, colatura e creazione del lingotto, si va poi a un macchinario chiamato laminatoio, dove si tira il filo che comunque non ti permette di arrivare, è ancora troppo grosso il filo per la filigrana, la trafila, e dalla trafila poi si passa comunque ai rubini che ti permettono poi di arrivare allo spessore desiderato. Io penso che poter creare qualsiasi cosa bisogna avere tanta concentrazione e tanta serenità. Nel corso di questi anni ho incontrato una persona che è il padre di mia figlia e mio compagno e dal quale è nata una splendida bimba di nome Alicia, che è la gioia della mia vita e che oggi ha 4 anni. La porto con me spesso in laboratorio e già da ora comunque mi chiede di poter realizzare anche lei qualche gioiello. Spero comunque che anche lei in futuro si appassionerà come me a quest'arte. Il mio gioiello più grande è mia figlia, senza ombra di dubbio. Per tutte le cose ci vuole passione, perché senza passione non si va da nessuna parte. Si deve avere il coraggio di guardare in fondo al nostro cuore, di leggere il messaggio in fondo al nostro cuore. E tutti noi credo che comunque abbiamo una forza dentro, una forza creativa e bisogna solo riconoscerla, amare, coccolarla e portarla comunque a termine. E quindi ciao a tutti e buon lavoro!